Standing in a crowded room and I can't see your face. Darling, hold my hand. Oh, won't you hold my hand? 'Cause I don't wanna walk on my own anymore. Won't you understand? I need you holding. I'm ready for this. So darling, won't you hold my hand? Benvenuti a tutti, buonasera e viva l'AIA Treviso e facciamoci un applauso. Che cavolo! Prima di dare inizio alla cena direi di partire subito con il video montato dal nostro Enrico e poi inizieremo con i convenevoli di rito. Che ricordano e rappresentano in maniera significativa tutti gli arbitri che hanno calcato la nostra sezione e che hanno portato il nome di Treviso al di fuori della regione.
Questo montaggio per la quale lui passa ore e ore e ore e ore. Bene, allora naturalmente ringraziamo il nostro Enrico e gli facciamo un applauso per questo montaggio per la quale lui passa ore e ore e ore e ore. Inviterei subito il nostro presidente per il saluto conviviale. Facciamo un applauso a Claudio Zonetti. Grazie a tutti per essere qua, è la serata conclusiva, quindi più di tante parole penso che sia proprio un stare assieme, divertirci, ricordare quello che è trascorso e poi man mano diremo anche quello che sono stati i risultati tecnici. Io vi ringrazio veramente tutti, ringrazio anche le mogli, le fidanzate, le compagne perché anche per l'altra volta ci hanno supportato e quindi ci stanno vicini in questo momento. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata. Al padrone di casa, insomma colui che ci ospita, e quindi facciamo un applauso per il sindaco di Cimadolmo, signor Giovanni Ministeri. Innanzitutto grazie e benvenuti a Cimadolmo, non è la prima volta che già siete qua, ogni anno ci fate gioia della vostra presenza. Grazie per il lavoro che fate, grazie che dopo un anno di fatica questa è la vostra sera, la sera in cui in realtà potete rilassarvi. E per tutti vi auguro una buona serata e buona festa vostra. Di calcio, insomma, nella quale molti arbitri sono coinvolti, e questo per noi è un motivo d'orgoglio perché ci permette di stare insieme, di crescere, di divertirci e di giocare fondamentalmente a calcio, insomma, che è lo sport per la quale siamo qui. Allora io a parlare di questo per la squadra vincitrice, le premiazioni e quant'altro chiamerei il responsabile del torneo e l'organizzatore dello stesso, Angelo Tasca, alla quale direi di fare un applauso. Buonasera a tutti. Allora, come già preannunciato da Ale, appunto abbiamo giocato questo pomeriggio, la giornata è stata fantastica, caldo e ci siamo divertiti come ogni anno. Vado in velocità a premiare Coppa d'Ottone o Cucchiaio di Legno, chiamatela come preferite, quindi la squadra che siamo, ok? La Brutta Banda, quella Brutta Banda, un applauso. C'è invece la Section League, perché non vi ho detto che il torneo è diviso in due categorie, Champions League e Section League. La Section League quest'anno la vince la squadra che da un paio d'anni ci prova, finalmente ce l'ha fatta, ed è, leggo perché la mia memoria è poca, l'Union Prosecco. Un applauso, l'Union Prosecco. La squadra vincitrice della Champions League. Quest'anno si è svolto un triangolare in questa categoria e è stato un triangolare molto combattuto, okay? Perché la squadra che vince per differenza reti, perché tutte le squadre, tutte le pareggi, non pareggi, vittorie, non vittorie, vince il torneo arbitro di marca 2018 l'Entertainment Team. Un applauso.
anche se ci vediamo tutti i giorni, per un ringraziamento e 2 bottiglie di vino anche a te. Grazie. Ieri c'è stato un compleanno ed è stato il compleanno di Ennio Costa e quindi facciamogli un applauso. Posso dire anche l'età? Posso dirla, Ennio? 60 anni. Dimenticare che tra 2 settimane si sposano Rosy e Fabio Conte. Vi ricordo anche, qui bisogna un po', come dire, toccare gli attributi perché di tempo ce n'è ancora molto, c'è un anno di tempo, però sembra che sia ufficiale, l'anno prossimo dovrebbero sposarsi anche Davide Fenzi con la sua fidanzata Francesca. E come dimenticare che Rino sta per diventare papà? Premiare anche gli arbitri che hanno diretto le gare di oggi pomeriggio e gli arbitri in questione sono Luca Mattiello, facciamogli un applauso, lo invito qui, Alessandro Campagnaro, poi ha arbitrato Sergio Golfetto e Francesco Foglia. Diamo un premio il nostro Rino Castellino. Come hanno arbitrato? Bene, adesso possiamo procedere con i vari riconoscimenti a tutti i collaboratori sezionali. Vi ricordo che in sezione si lavora tantissimo, veramente tanto. Il referente atletico Davide Carraretto, facciamogli un applauso. Al vice referente atletico e collaboratore del gruppo tecnico regolamentare Marco Menozzi. Al collaboratore per le attività ricreative della sala stampa e del gruppo della refrettazione Damiano Donato, nonché DJ e factotum della serata. Al collaboratore per le attività ricreative del gruppo tecnico regolamentare Dario Lorenzon. Al collaboratore per le attività ricreative Marco Daniele Ciriotto. Per premiare questi baldi giovani inviterei il fiduciario del CONI, Lorenzonetto Marino. Facciamo un altro applauso ai ragazzi, facciamo un altro applauso. Andiamo avanti con i riconoscimenti. Allora, man mano che vi chiamo, vi prego di venire qui. Allora, il responsabile per le attività ricreative Tasca Angelo, il segretario e collaboratore del gruppo refrettazione Luciano Cordella, al collaboratore della sala stampa e del corso arbitri Augusto Baruffi, collaboratore del corso arbitri Gianluca Figuera, e al responsabile della gestione bar Michele Bagolin.
premiare questi baldi giovani inviterei il presidente della Lega Amatori. È un piacere per me chiamare qui Gigi D'Inca. Prego, prego. Lui è una persona di una carica emotiva incredibile. Lui dire che ci mette passione nelle cose è riduttivo. Un applauso per Costantino Bejan. Ciao Costantino, ciao, un piacere. Allora, mi sono stati concessi 30 secondi e cercherò in 25 di risolvere tutto. Innanzitutto a tutte le splendide signorine, signore, alla sezione AIA di Treviso che ci ha invitato anche quest'anno. Buonasera a tutte le autorità presenti, grazie a tutti quei giovanotti che anche quest'anno sono passati sui nostri vari campi, tutti che siete qui sulla mia destra, che siete passati al campo calcio dei Ferrovieri, conoscete Costantino, credo che anche lui debba salutarvi un momentino. Buonasera a tutti, ringrazio tutti quanti e soprattutto saluto i ragazzi che vengono sempre a trovarmi più che volentieri. Grazie. Bene, buon proseguimento a tutti e arrivederci alla prossima stagione. Spero che sia ancora un connubio fra la Lega Amatori Calcio di Treviso, la Federazione Italiana Gioco Calcio e ovviamente l'AIA di Treviso. Buona serata, buon proseguimento. Andiamo avanti con le premiazioni ai vari collaboratori associati che con diversi ruoli sono sempre presenti, attivi e pronti a rispondere agli impegni assunti con diligenza e serietà, e vi assicuro che è così. Al referente per la rivista l'arbitro Mirko Sernaia. Venite qui. Al responsabile della rubrica dei nazionali in giro per l'Italia, Simone Di Filippo. Al responsabile della rubrica Big Match di marca e collaboratore del gruppo tecnico regolamentare, Filippo Pilon. Al nostro fotografo ufficiale e Latin lover gigolo, Alessandro Gava. Solo sulla carta, poi nei fatti sarebbe tutto da vedere, in realtà. Perdonami, tuo zio ti insegna. Allora, al vice fotografo ufficiale Giulia Biliato, il nostro arbitro in rosa, che però non c'è, vero? C'è? Mi sembrava di averla vista prima, invece non era lei. Al vice fotografo ufficiale Thomas Babbato, che ce l'abbiamo alla mia sinistra, ti prego di venire qui Thomas. A parte quando si scorda le partite. Al vice fotografo ufficiale Alessandro Sacco. Dove ce l'abbiamo? Dov'è? Al nostro intramontabile regista Enrico Montagnier. Conta prima lui, poi conta. Ai collaboratori della sala stampa, le nostre penne, ai novelli sposi, Davide Fenzi, Riccardo Piovesan, che non si sposa, Jacopo Spresiano, non lo so, ma venite qui. Al collaboratore della sala stampa, Alessio Schiavone. E al responsabile del gruppo Osservatori per un giorno e collaboratore organo tecnico Francesco Foglia. Al collaboratore osservatore Giorgio Onori e al collaboratore osservatori Gianni Zanussi. Bene, invito a premiare i baldi giovani e i meno giovani, ce ne sono poi tutti giovani, il nostro ospite ormai storico, giornalista del Gazzettino, Michele Miriade, che invito qui. Velocemente, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Non sono venuto in giacca e cravatta come Gianni Cervelin, come il componente del CRA.
che si ricorda quando eravamo giovani e aveva scritto bene di lui, vero Campanelli? Allora, ho detto, ma sono andato alla cena degli arbitri o cosa? Sala stampa, ma neanche il Gazzettino non ha una sala stampa così, e di giovani. Continuate a fare i bravi, avete un bravo presidente, avete dei bravi dirigenti, siete una grande famiglia, dovete continuare a vivere l'associazione come fosse una famiglia, perché l'AIA forma, vi fa diventare uomini. Buona serata a tutti. Quest'anno tra le, come dire, numerose, lasciatemelo dire, soddisfazioni che la nostra sezione si è presa, ci vantiamo di aver arruolato 20 nuovi arbitri a febbraio e quindi per questo meritiamo un applauso. E non contenti di questo, per chi non lo sapesse, abbiamo fatto un altro corso a fine aprile, se non ricordo, a marzo, ad aprile, quando l'abbiamo fatto nello specifico? Vabbè, comunque in primavera abbiamo fatto un altro corso nella quale abbiamo arruolato altri 6 nuovi arbitri. Quindi quest'anno la sezione AIA Treviso si può vantare di avere 26 nuovi arbitri effettivi. Abbiamo il piacere, nonché l'onore di avere tra noi un arbitro di eccezione che è la figlia del nostro compianto Gianni Martin, Chiara. E siamo davvero orgogliosi di questo. Andiamo avanti con le nostre premiazioni, i nostri riconoscimenti. Allora, ora partiamo con il riconoscimento all'osservatore arbitrale con maggior presenze alle riunioni tecniche obbligatorie, Francesco Tramontini. A premiare Francesco Tramontini è il nostro vicario. Giorgio Rossetto, eccolo qui. Uscire. Complimenti. Riconoscimento all'arbitro effettivo con maggior presenze alle RTO, Luca Tonetto. Premia il presidente della sezione di Castelfranco, Giambattista Pivato. Grande Luca. Riconoscimento all'arbitro effettivo con maggior presenza al polo di allenamento, Francesco Clarizia. Francesco, il giudice sportivo, Leo Robazza, chiedo scusa. Altro riconoscimento per l'esordio alla CAI, traguardo ambitissimo e raggiunto da Alessio Schiavon. A premiare Alessio il componente del CRA, Danilo Campanelli. Allora, grazie per questa serata, come detto prima sono contentissimo di essere a Treviso perché il 90° l'avete festeggiato veramente bene. Presenza di tanti giovani come vedo anche qua stasera, quindi vuol dire, caro Presidente, che lavori molto bene sui giovani, ma soprattutto un particolare. Vedo che tutti i giovani hanno un incarico qua, è difficile trovare in certe sezioni che tutti i ragazzi lavorano per un proprio compito ben definito. Comunque, a parte questo, voglio ricordare e portare i saluti di Nino Tommasi, presidente del CRA, i miei 2 amici che ho qua con me, Schiavo che segue gli assistenti e Elena che segue il calcio 5. E siccome è presidente, questa è una sezione di arbitri bravi del calcio 5, anche degli assistenti, sicuramente dopo un saluto lo faranno anche sia Stefano Elena e anche l'amico Schiavo. Solo un piccolo consiglio, adesso divertitevi, riposatevi, andate al mare, però un consiglio vi do, è bello leggere un libro quando siete in ferie, quando siete al mare.
e questo libro per voi è il nostro regolamento. Ecco, vi esorto solo questo durante il periodo estivo. Tanti auguri e ci vediamo senz'altro il prossimo anno. Grazie a tutti quanti. Bene, altro riconoscimento molto importante per un altro esordio alla Candì per l'assistente arbitrale Andrea Miralco. Premiare il nostro Andrea, componente del CRA Simone Schiavo. Va bene, buonasera a tutti. Mi ripeto dopo quello che ha detto anche il nostro caro Danilo, io non ho la certezza di essere anche l'anno prossimo, aspettiamo il 30 giugno, lui ce l'ha già, quindi va bene. Comunque è un piacere essere qui, ci sono tanti amici, gente che conosco da tanto, è bello vedere una sezione giovane, attiva, unita, che lavora, continuate a lavorare, adesso c'è la pausa estiva ma tanto chi lavora per la sezione continua a lavorare perché l'organizzazione per la prossima stagione inizia subito dai primi di luglio. A chi ha voglia di andare in campo a settembre dico non mollate, rallentate un attimo ma ripartite di slancio. Qua c'è ragazzi bravi come Andrea, come Alessio, come tanti altri, come Marco che avrà anche le sue soddisfazioni, speriamo. C'è tanto materiale dove noi come CRA crediamo, quindi dateci dentro e le soddisfazioni non mancheranno. Buona serata a tutti e viva l'AIA di Treviso, viva il CRA Veneto. Grazie Simone. Un altro importantissimo riconoscimento per l'esordio in Serie B nella CAN 5, arbitro effettivo Giacomo Voltarelli. A premiare il nostro Giacomo chiamiamo il componente del CRA, il nostro Lena Stefano. Buonasera a tutti, non mi dilungo oltre al venerabilissimo Danilo che è stato molto esaustivo. A livello di calcio 5 la sezione di Treviso si auspica che avrà altre soddisfazioni quest'anno e anche in futuro, mi auguro, e quindi stiamo lavorando bene come sezione anche a livello CRA e anche a livello CAN 5. Sono contento di questo, la regione è contenta di questo, proseguiamo su questa strada qua. Grazie. Grazie Stefano. Altro importantissimo riconoscimento per un associato che ha vissuto un'annata tutta da incorniciare, insomma. Non solo perché sta per diventare papà, ma perché lui ha debuttato nella Serie A della CAN 5, arbitro effettivo il nostro Calogero Castellino. Rino, a premiare il nostro Rino Castellino, il componente del SIN, Lecca Stefano, lui e la Meloni sono una cosa sola, un applauso. Altro importantissimo riconoscimento per i ben 10 anni di carriera in CAN 5 in Serie A. Arbitro effettivo Gaudenzio Raffaelli. Premiarlo ancora il nostro componente del CRA, Stefano Lena. Dopo devi parlare un'altra volta, è un altro discorso. Tutto per ringraziarvi tutti della presenza, anche questa sera abbiamo raggiunto un ottimo numero, eravamo in tantissimi ed è un onore per noi. E lascio la parola al Presidente per darvi l'augurio, presumo, di una buona estate per un inizio di una nuova grande e appassionante stagione. Allora, siamo alla fine della serata e mi sembra anche giusto ringraziare chi in quest'anno mi ha aiutato nel mio ruolo. Quindi un ringraziamento a tutti i consiglieri indifferentemente,
In particolare mi soffermo su alcune persone, una per tutte direi, e soprattutto perché veramente ha fatto un grande lavoro con grandi numeri, ed è Stefano Zoia, che era colui che ha coordinato comunque il gruppo Repartazione, quindi un grosso lavoro di Stefano Zoia. E poi, ma in particolare tutti, vi dico, ci sono stati dei nuovi innesti, ognuno ha collaborato, ognuno è stato responsabile del suo ruolo e ognuno ha fatto il suo lavoro in maniera egregia. Quindi nominarli uno per uno, sì, posso anche farlo, posso partire dai vicepresidenti, posso partire da chi si è dato, però diciamo il mio grazie, ma grazie di cuore, ma veramente a tutti, perché tutti hanno dato il massimo, ognuno ha dato quello che ha potuto e ha dato anche un grosso collaborazione, ha dato quel qualcosa in più alla sezione, quindi aumentando, se vogliamo, anche il livello. Mi riferisco anche a Luca, a Stefano, a Rino, a Castellino, a tutti i consiglieri indifferentemente. Poi è una cosa che ho deciso di fare io quest'anno, ma è solo ed esclusivamente a titolo personale. Voglio dare un ricordo a uno che per 2 anni mi ha veramente sopportato nel vero senso della parola. L'ho vessato più di qualche occasione, ho preteso tante cose da lui, anche all'ultimo momento, e mi ha sempre dato veramente una grossa mano e mi ha permesso di rimanere al passo sia con le richieste del CRA sia con le richieste dell'AIA nazionale, e mi ha veramente permesso di lavorare in una certa maniera, come volevo io, come ho lavorato nei 6 anni in media nazionale. Quindi veramente un ringraziamento di cuore, e ripeto, questo non è un premio della sezione, non è un premio di nessuno, ma è un premio mio, un riconoscimento mio personale, e voglio darlo veramente col cuore al segretario Andrea Bianchini. Con questo veramente io chiudo la serata, vi ringrazio tutti di nuovo e un arrivederci alla prossima stagione sportiva.